Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e ovviamente questo è Ciccio Benza. Location leggermente diversa, siamo sempre in Clubhouse, ma ho girato il tavolo in modo tale da poter fare un video con una disposizione diversa, giusto per cambiare un po', anche se è veramente tanto che non faccio video effettivamente in Clubhouse. È veramente tantissimo, come è veramente tanto che non porto un unboxing qua sotto. L'ultimo unboxing che ho fatto, andate a vederlo qua in alto nella scheda, è quello della Insta-Ace Pro, e adesso proseguiamo perché è da ottobre-novembre, quando è stato il Black Friday dell'anno scorso, che ho un pacco qui in Clubhouse che non ho aperto perché non ho avuto tempo, e andiamo a vedere che cosa contiene. Eccolo qua. Prendiamo un taglierino. Come vi ho detto, ce l'avevo veramente da tantissimo tempo fermo qua in Clubhouse. Tanta bella roba, tanta bella roba. Va bene, sono, si intravedono qua sotto, le borse revolver della Mosco Moto. Che figata, che gran figata. Questa penso che sia il borsone posteriore. Questa penso che sia una delle custodie laterali. Un'altra sacca. Forse queste sono le due sacche laterali, le sacchettine interne. Poi ho preso un'altra sacca, la minuteria per montarla, poi ho preso le due bottiglione super speciali per la benzina e per altre cose. Questa è tutta la borsa e qua c'è il riepilogo di quello che ho preso, eccolo qua. Quindi abbiamo preso la Reckless Pannier System 80 litri Revolver Woodland della Mosco Moto, poi le due bottiglie del rifornimento, la protezione per lo scarico. Abbiamo preso due borse esterne aggiuntive da 4 litri, che penso che siano queste, e poi abbiamo preso due packaging tube set, che sono le borse di compressione per mettere le cose all'interno. E poi, oltre a questo, nella confezione c'era ovviamente la cosa più importante, il set di adesivi della Mosco. Allora, questo lo vediamo dopo. Queste sono le borse da 4 litri che si agganciano esternamente con i loro supporti. Adesso devo capire come si fissano, penso con delle viti. Sono molto fighe veramente. La loro sacchetta da 4 litri esterna è molto figa. Sono le classiche dry bag, né più né meno, che però insomma hanno una capienza sufficiente per metterci roba aggiuntiva. Devo ancora capire bene quale sarà realmente il nostro setup. L'unico difetto per ora che sto riscontrando su questi prodotti è che non hanno la valvola di scarico dell'aria. Quindi, non avendo la valvola di scarico dell'aria, ovviamente non sono così facili da caricare. Per questo ho provato a prendere queste, che sono, loro lo chiamano il Cube Set da viaggio, che sono praticamente, a parte che sono un grande appassionato anche di borsine io, cioè la mia verità è anche quella, io adoro le borsette, forse sono nato nel corpo sbagliato, chissà. Sono questi set molto belli di borsette, sulle quali è possibile scrivere anche il nome, veramente molto fighi, che servono per fondamentalmente preparare meglio il proprio bagaglio. Ne ho presi 2 set, perché comunque le borse sono tante, questi si usano credo nelle borse laterali, questo addirittura si allunga e si estende, e sono molto comodi perché una volta che ci mettete le cose al loro interno poi potete stringerli e creare, diciamo così, ridurre lo spazio. Il problema è che, come avete capito, sono veramente piccoli, cioè praticamente qua dentro, visto che io sono molto grande, ci stanno 2 mutande, 2 no, magari 4 dai, però veramente sono piccolissime, vabbè. Nel complesso il kit della Mosco che ho preso, che appunto è il Reckless 80, dovrebbe avere complessivamente 80 litri, speriamo. Queste sono le 2 borse laterali che si inseriscono nel loro sistema revolver. Sono veramente grandi, dai, sì, abbastanza grandi, hanno la forma fatta apposta per entrare nelle borse, ma non hanno nemmeno queste la valvola di scarico dell'aria. Vabbè, capiremo meglio. I materiali comunque sono veramente molto belli, La particolarità del sistema Reckless della Mosco è che in sostanza ha una struttura che viene fissata alla moto, che poi può essere lasciata lì senza le borse.
L'altra particolarità è che una volta montate, vedete, questi sono i due supporti che si chiamano appunto revolver, che vengono montati lateralmente alla moto, e poi qui dentro si inseriscono le borse, si inseriscono le altre cose. La particolarità di questo sistema appunto è che una volta che lo monti poi lo puoi lasciare attaccato alla moto, e in teoria non disturba particolarmente l'uso se non ci metti dentro le borse, ok? Questi sono i due supporti laterali e qua c'è il resto. La particolarità, sempre andiamo avanti a parlare di dire particolarità, è che ovviamente non dovrebbe aver bisogno di supporti sulla moto, ok? Perché ha questa struttura semirigida però morbida, diciamo flessibile, in modo tale che in modalità enduro, in modalità off-road, queste borse non si distruggono se cadi, mentre invece delle borse rigide tenderebbero a andare in mille pezzi. Questo è il supporto che si monta dietro, quindi sulla parte posteriore, sulla sella o sulla staffa aggiuntiva che ci sia dietro, e la borsa, che è questa, si inserisce dentro a velcro, che permette di agganciarla facilmente alla moto e tenerla ferma, ok? Bene, questa è la borsa che possiamo spostare agevolmente. E questa è proprio la base che si monta sulla parte posteriore della moto, credo in questo modo, in modo tale che queste due ali si piegano, si flettono lateralmente alla moto e permettono a quei due supporti laterali poi di stare. Figo? Sembrerebbe molto molto figo. Qua ci sono cinghiame di vario tipo. C'è in più la possibilità di comprare un accessorio aggiuntivo che permette di fissare anche questo con un perno. L'altra particolarità della borsa è che ha questo buco che si vede, che serve se avete una moto con il serbatoio posteriore per il rifornimento, quindi vi permette di rifornire eventualmente la moto senza dover smontare tutto. Alla fine le tre borse sono queste e fanno complessivamente 80 litri. Però la loro disposizione sicuramente non è la cosa più comoda e semplice da gestire, perché sono dei tubi molto molto lunghi che hanno l'accesso da uno dei due lati, mentre invece per esempio la borsa bianca che uso di solito è un tubo ma ha l'accesso dall'alto, che quindi permette di gestire meglio il volume. Quindi non lo so, la comodità devo sicuramente provarla in un viaggio. E alla fine sì, 80 litri non sono proprio tantissimi, Se andate a guardare il video che vi lascio qua in alto nella scheda della Croazia, uno dei vari video della Croazia, ho girato con le 3 valigie multistrada e credo che facciano più di 80 litri. Sì, il top case è 48 litri, una delle due laterali è 30, l'altra è 26, quindi arrivo a 100 litri praticamente, non li supero ovviamente. Quindi, e facevo da solo per 10 giorni, ho fatto fatica a riempirla, poi per carità ho portato la qualunque di roba che non ho neanche usato, quindi non lo so, però sono pensieri. Le borse laterali sono veramente fighe, veramente fighe, sto colore Woodland è veramente bello, hanno tutte le loro 1000 cinghie di regolazione, di fissaggio. Queste si fissano su queste qui tramite delle viti che adesso monteremo. Costano un rene. Poi qual è la soluzione migliore per le moto da off-road, se le Mosco, se le Enduristan o se altre diverse marche? Ragazzi, non ve lo so dire questo. Intanto ho preso queste, costano veramente uno sfacelo perché grazie allo sconto le ho prese insomma intorno ai 600 euro, ma costerebbero molto molto di più, però veramente la qualità sembra essere decisamente molto alta. Ok, mi sono un po' documentato, ho studiato un po' praticamente come funziona. Questo è il supporto che viene montato sulla parte posteriore della moto, ovviamente già segnato lato destro, lato sinistro. Dopodiché per montare questi supporti ovviamente vanno messi dal lato giusto, devono avere la scritta rivolta verso il basso. Questi hanno, come vedete, da parte posteriore un foro qui, poi hanno altri fori che servono per altre cose di montaggio, hanno questo foro centrale che combacerà con questo foro centrale e poi questi 4 fori che andranno a fissarsi su questi altri 4 fori. In pratica qui ci sarà un bullone, adesso lo recuperiamo e proviamo a metterlo, e permetterà a questo di
ruotare, vedete che c'è una freccia, per scegliere qual è la posizione ideale. Quindi intanto monteremo quello centrale su tutte e due, poi andiamo sulla moto e vediamo come posizionarlo al meglio. Qui dentro ti danno la Loctite, come vedete, cioè il freno a filetti, e poi una botta di viti, bulloni e rondelle, che sono quelle che ci servono. Quindi per ora prendiamo due questi loro bulloncini, due rondelline e due vitarelle. Intanto vediamo subito che questi pernetti, questi supporti che vengono montati nella parte sotto, hanno anche tre dentini che si pianteranno nel materiale del supporto, e poi questa vite andrà a avvitarsi sopra con la sua rondellina. Quindi cominciamo e montiamoli. Dunque, qua sotto, come vedete, c'è una protezione in schiuma che va strappata, c'ha il suo velcrino, va inserito questo pernetto qui. Ok, adesso lo perdo. Bene. Ok, perfetto. E questo, vedete, si preme e si fissa lì. Allo stesso modo facciamo con questo di qua, cavolo, velcrone, cazzo. Ok, poi questi qua ovviamente avranno modo di affondare bene quando li tirerete col bullone. Ok, non stanno, ma non vi preoccupate, poi li facciamo stare bene noi. E si fissa questa, ovviamente è tutto molto duro e rigido perché deve ovviamente essere ben fissata. Vedete, qua c'è il buco, qua c'è tutto, perfetto. Rondella, bullone, e poi con la chiavetta Torx, tra l'altro, che ti danno, perché non sono delle viti classiche a burgole esagonali ma sono delle Torx, possiamo andare a fissarla. Perfetto, ma non andiamo a stringerlo troppo perché intanto deve poter girare, e poi comunque dovremo ritornare, tra virgolette, sui nostri passi per mettere la Loctite, che la dovremo mettere dopo. Comunque si trovano tantissimi video migliori sicuramente di questo, del mio video, insomma, per il montaggio, non in italiano, ho notato, prevalentemente sono tutti stranieri, però insomma li trovate se volete dei video più dettagliati, fatti anche magari meglio. Io non sono così bravo in questi video. Funziona proprio come una sella, eccola qua. E poi bisogna decidere quanto inclinare le borse agevolmente. Io penso di metterle, anzi sono già convinto di metterle sul 3, così vedete si bloccano bene e si vanno ad appoggiare anche ai supporti di Nomad, che avevo già visto funzionassero bene per questa cosa. Si può decidere di montarla molto arretrata, quindi praticamente sfruttando quasi tutto il supporto posteriore, lo Sherpa Rack posteriore, come vedete che sto facendo adesso, e poi fissando le borse magari molto inclinate così. Oppure possiamo pensare di arretrare ancora di più, ma a quel punto non ha senso perché andremo a piegare dietro. Si andrebbe a piegare dietro oltre lo Sherpa, quindi devo per forza stare qua, perché se no diversamente potrei essere anche stronzo e andare un po' più in basso, occupare parte della sella per andare a occupare meglio, ma no, devo stare indietro. Stiamo indietro e le montiamo sul punto 3, direi, assolutamente. Stiamo indietro e le montiamo sul punto 3. Figo. A few moments later. Ed eccola qui, la Desertona praticamente finita. Guardate che figata, finalmente riesco a farvi vedere la moto con tutte le piastre dello Sherpa Rack di Nomad ADV montate. Grazie mille Nomad per avermele mandate nuove dopo l'incidente che ho fatto in Toscana. Il look della moto è veramente figo, con le piastre nuove rimontate, sono veramente bellissime e comodissime, proteggono la moto in caso di caduta e in più ci possono montare qualsiasi tipo di borsa. Adesso vedremo anche le borse della Mosco messe sopra come stanno. Le avete viste comunque in giro con le borse, quelle piccoline che ho montato, quindi insomma
super versatile, super versatile, veramente figa. Con un tocco di magia ora vediamo la desertona con le borse della Mosco montate. Sbam! Eccola con le borse! Sono veramente molto fighe. Secondo me sono veramente belle. I materiali sono veramente di qualità, la cordura, queste inserti in gomma, tutti gli agganci vari che hanno per poterci mettere il sistema molle aggiuntivo sia qui oppure togliendo quelle fisse si possono mettere sotto. C'è qua sopra su questa parte un altro sistema molle con delle altre asole, insomma c'è spazio secondo me infinito volendole far crescere. E con le borse è una figata. Allora partiamo dietro, apriamo il kit sulla sella che ha questo bellissimo borsone che ho fatto vedere prima da 22 litri che può contenere un sacco di cose, però ripeto, a mio avviso, così la mia impressione è che a parte è un po' piccolino, secondo me si può mettere una borsa molto più capiente qua sopra. Secondo, per quanto le borse della Mosco sono veramente fatte bene, i materiali fighi e tutto il resto, però sinceramente manca la valvola per lo sfogo dell'aria, quindi quando la riempite questa diventa bella cicciotta per l'aria e non riuscite facilmente a svuotarla. Nella borsa posteriore, che è questa, nella borsa destra ho messo nella sacca qua sotto un po' di attrezzi. Sempre a destra ho messo l'altra borsa che viene data in dotazione, c'ho un po' di optional aggiuntivi che devo sfilare in più. Questa borsa, qui dentro ci ho messo intanto l'antipioggia per rendervi anche l'idea di quanto capiente sia. Sono capienti perché queste, se fa 80 litri tutta, sono 22 di sella, quindi sono 30 litri circa a borsa. Ok, dall'altro lato ho messo una borsa che contiene una felpa in questo momento e un cappellino che mi sono portato via adesso perché devo dire che non fa caldissimo comunque. E poi sotto ci sono le 2 bottiglie della benzina che ho messo. Come vedete l'interno è fatto così, che ieri sera non lo vedevamo molto bene perché era buio quando l'ho montata. Questi sono gli strappini dove ci sono sotto le pinne che le bloccano. Figo, molto figo comunque. Fa la sua porca figura, sì. Ok, moto girata, adesso devo uscire da lì, ma per Maria una cagata, dai. Luxury. Lusso, cazzo, lusso. Preso tutto. Quali quindi sono le mie conclusioni dopo aver fatto questo bel unboxing, montaggio e questo primo micro test drive con le Mosco Moto? I materiali, come ho detto, sono veramente fighi, top, super qualità. Montaggio facilissimo, veramente facile. Aggressività a 1000 esteticamente, nulla da dire. Costano una bella cifra, nulla da dire, come la maggior parte delle altre valigie. Si può spendere molto meno e anche molto di più probabilmente. Io le ho comprate, come accennavo, durante una special sales al Black Friday e quindi le ho pagate veramente molto meno. Considerate che, se non erro, era il 25 o il 30% di sconto, quindi vi consiglio eventualmente di attendere magari queste situazioni per comprarle, così ottenete un bello sconto. Qualche limite ce l'hanno, come dicevo, non hanno per esempio la valvola per lo sfiato dell'aria. Per il resto ci vuole comunque un po' di mano, come sempre. Considerate che i materiali e tutto sono belli duri, belli rigidi, quindi le borse sono, potrei definirle ruvide, ok? Ben rifinite ma ruvide, cioè richiedono comunque un po' di forza nello stringere le viti, nell'agganciare, nel tirare le cinghie. Diciamo non sono proprio semplicissime, ecco, anche se sono semplicissime. In che senso? Cercate di capire cosa intendo. Sono semplicissime da montare tutto, però ovviamente quando avete a che fare con la cinghia da tirare, infilare nel buco, ovvio che non sono come per esempio delle borse rigide.
Ora, pregi, difetti, scelta rispetto alle borse rigide, e ognuna ha le sue peculiarità, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Uno degli svantaggi per me di queste soluzioni è che quando lasci la moto parcheggiata da qualche parte, ovviamente i tuoi averi sulla moto sono praticamente alla mercé di tutti. Ci sono, ho visto delle cinghie, dei ganci tipo lucchetti Kensington e cose di questo tipo, come quelli per i computer, che ti aiutano, però alla fine, ragazzi, è tutto morbido, un coltello, una grossa forbice, tagli, porti via. Le borse rigide sono un po' più, diciamo, sicure, se volete, perché insomma, hanno una protezione maggiore, sono di plastica rigida, sono di metallo, e quindi ovviamente proteggono i vostri averi un po' di più. Però, a parte questo vantaggio svantaggio, quindi rigida, morbida, dall'altro lato anche la capienza e la versatilità. Le top case e le borse laterali, per quanto possono avere la medesima capienza, fanno stare le cose un po' meglio forse, e soprattutto se avete degli averi di valore, che ne so, un computer, delle telecamere, ovviamente la borsa rigida li protegge di più in caso di caduta, mentre invece la borsa morbida no. E sono tutte valutazioni da fare, ecco, alla fine. Considerate però che io non mi metterei mai a fare un viaggio in off-road, anche se leggero, con delle borse rigide, perché sono più pericolose. Basta che durante una caduta ci sia un sasso, un'asperità particolare, la moto ci si impiglia, ci si pianta e decolla. Oppure se ci sono dei liami, dovete passare tra rami, cose così, le borse morbide danno maggior flessibilità alla situazione. Queste sono un po' le mie impressioni. Poi su Mosco, cavoli, adesso ho queste della Mosco, ho una borsa dell'Enduristan, ho borse di altre marche, e posso dire che sicuramente le qualità si equivalgono bene o male su tutti i prodotti di fascia alta, perché Mosco come Enduristan è fascia alta, se non altissima. Si equivalgono, dai, alla fine le qualità sono più o meno simili, si equivalgono i materiali, si equivalgono anche le soluzioni, alla fine soluzioni differenti ma si equivalgono tutte. Amici miei, con questo sole che ci bacia, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina qua sotto. Andate qua sotto, cliccate sulla campanellina, quella nera bella cicciotta. Vi ricordo che è gratis e che moltissimi di voi guardano i miei video e non sono iscritti. Per favore iscrivetevi al canale, che è gratis. È gratis, e così potete vedere le notifiche che vi arrivano per i miei video nuovi, che sono ogni lunedì alle 18, preciso come le tasse. Se volete potete anche, ovviamente, perché mi aspetto che vi siete iscritti, quindi potete anche venire su Instagram a cercarmi, sempre Ciccio Benza. Potete venire a trovarmi anche sul Faccialibro, dove sono Ciccio Benza Inc. Oppure potete anche iscrivervi al mio nuovo, magari anno, canale Telegram Ciccio Benza Official, dove provo a organizzare qualche giretto ogni tanto, ma siete tutti molto pigri, non vi alzate alle 6 della mattina con me per fare un giro. Ma se qualcuno di voi lo volesse fare, non deve fare altro che scrivermi nei commenti o venire su Telegram e scrivermi, e sarà mia premura cercare di organizzare qualcosa adesso che la stagione si apre e diventa tutto più bello, perché tutto fiorisce. Amici, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!